Al Sorbello Stadium si alza il sipario su una delle sfide più attese del weekend di terza categoria. Jastro Pappottello, autentica rivelazione del girone reduce dal prestigioso blitz sul campo del Torregrotta Under 21 Next Gen, ricevono il Pellegrino chiamato a riprendere il ritmo dopo il rinvio della gara interna contro il Malfa che sarà recuperata il 7 dicembre. Le due formazioni condividono il primato a quota 12 punti insieme al Castanea Calcio con gli arancioneri che hanno dalla loro il vantaggio virtuale di una partita in meno. Un confronto diretto che promette scintille e che potrebbe incidere in modo significativo sulla corsa al vertice. Al quarto, prima occasione marca a Pappottello con il lancio lungo di Gentile per Saporoso che si lascia deviare il cross, palla a Tripoto che calcia, ottimo per l'intervento da parte di Mazzu. Risponde il Pellegrino 2 minuti dopo la mezz'ora. Lisa si coordina alla distanza ma spara alto. Al 40esimo calcio d'angolo battuto sul quale non arriva nessuno. Poi Panetta calcia lasciando tutto solo Gentile che calcia in rete e fa 1-0. Secondo gol in campionato per il capitano. Ultima emozione della prima frazione di gioco, cross d'angolo per la testa di Sframeri, para tutto Musolino e qui termina anche la prima frazione di gioco sul parziale di 1-0. 3 minuti da rientro in campo e le formazioni. Il Pellegrino trova il pari con il pressing vincente di Lisa su Musolino che gonfia la rete. Una beffa per l'estremo difensore di Pappottello che provano a riportarsi in vantaggio. Falletta serve a Ruggeri che calcia forte alla distanza trovando la respinta di Mazzu. Dentro Esposito in luogo di Ballarò, 64esimo punizione che arriva in zona. Kutsupe calcia però fuori misura con il destro. Al 66esimo Tripoto sterza e calcia, il suo tentativo però non è il massimo. Gara piuttosto bloccata in questa ripresa. Al 70esimo Sfera che arriva su Lisa, prova a lanciarsi in contropiede da solo, il numero 7 va a calciare senza creare problemi però a Musolino. 72esimo cross dalla sinistra di Esposito per Panetta che controlla e calcia, para l'estremo difensore Mazzu. Un minuto più tardi cross dalla sinistra per Di Marco, non riesce a deviare sotto rete. Al 77esimo tocca a Russotto e Manciagli rilevare Falletta e Tripoto. Un minuto più tardi punizione battuta da Giorgiani fuori misura per il Pellegrino. E un flipper impazzito ora in campo. Ruggeri su punizione manca di pochissimo il bersaglio. Nel finale tocca a Zodda rilevare Ruggeri, l'ultima occasione di marca Pellegrino, cross dalla sinistra messo dentro per il solito Lisa che anticipa il diretto marcatore non trovando lo specchio della porta. Termina così senza vinti né vincitori Astro Pappottello Pellegrino è già storia ed è finita per 1-1. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.